Metropolitano, prima uscita pubblica per il sindaco di Venezia indagato. Pronto a questa via crucis? Ai cittadini dico: sono onesto, sono come chi voleva la liberazione di Barabba. Immediata replica del Partito Democratico. Ora si crede Gesù abbia l'umiltà di chiedere scusa alla città e il coraggio di affrontare il Consiglio Comunale. Renato Boraso si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP nell'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta al Tribunale di Padova. Il suo avvocato lo ha definito sereno e pronto a studiare le carte dell'inchiesta. Il sindaco conferma sarà presente stasera con il patriarca Moraglia all'inaugurazione del Ponte Votivo a Venezia per la festa del Redentore, con il rischio di nuove tensioni e contestazioni. Indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto. L'autopsia sulla piccola il 23 luglio. Agnese ora in cielo, le parole della mamma alla sorellina. Elena Donazzanda, assessore regionale a europarlamentare. Oggi l'addio da Palazzo Balbi, lascia un'eredità importante, dice, ma non rivela alcuna anticipazione su chi sarà il suo successore in Veneto. Festa del Redentore, tutta pronta a Venezia per il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che illuminerà la notte famosissima 2024. Nessuna ripercussione dopo l'incidente di Malamocco. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la prima apparizione pubblica di Luigi Brugnaro dall'inizio dell'inchiesta che ha travolto il comune di Venezia. Il sindaco ha parlato a H. Corner davanti ai soli consiglieri di maggioranza della città metropolitana. È la mia via crucis, ha detto, ma io ho la coscienza pulita. Tirare fango alla gente è facile, si fa nulla, si mette nei giornali, ci rovinano le vite. La nostra, spero di no, mi spiace appunto ovviamente per i miei amici, per Stefano, per la gente che si fida di me, continuate a fidarmi perché sono una persona onesta. È la prima apparizione pubblica di Luigi Brugnaro dopo l'inchiesta giudiziaria che 3 giorni fa ha travolto il comune di Venezia. Più volte invocato dalle opposizioni nell'infuocato consiglio comunale del 17 luglio a Ca' Farsetti, il sindaco ha presieduto il consiglio della città metropolitana, l'ex provincia di Venezia. A Ca' Corner l'atmosfera è diametralmente opposta rispetto a Ca' Farsetti qualche giorno prima. Nessuna contestazione, anzi i banchi dell'opposizione rimangono addirittura vuoti. Brugnaro parla quindi per la prima volta in pubblico dall'inizio dell'indagine davanti ai suoi consiglieri di maggioranza. Non avrei mai pensato un'opposizione che senza neanche volere che andassi in consiglio a discutere, ma hanno già deciso che devo venire, hanno già deciso. E io dovrei prendere il voto democratico e mettere in mano a sta gente, con le agende che decidono loro, i tempi che decidono loro. Via Crucis, a Croce, speriamo che anche la Croce Fisa, io spererei che il finale sia un po' diverso, però questa è gente che grida Barabba, vi ricordate? Chi volete liberare? Gesù o Barabba? Barabba. Poi se l'appettito vedi domani, però è sparito tutti, non c'è mai uno che ha alzato la mano. Chi è che ha detto Barabba quella volta? Non si sa. La metafora evangelica utilizzata dal sindaco diventerà poco dopo oggetto di polemica da parte delle opposizioni. Da parte mia so di avere la coscienza pulitissima, pulita, e che sia un galantuomo, lo dimostrerò nelle aule di giustizia o nelle sedi opportune. Le questioni sono sempre stesse, sono dal 2015 che lo dicono. La proprietà dei Pili, la gestione del trust, il palazzo Papadopoli è stato aggiunto, cosa a cui io non so assolutamente nulla, nel senso che abbiamo deciso di venderlo, quelle procedure non ho quale idea perché ho detto soltanto non venderlo e ne faccio un titolo di orgoglio, ho venduto roba a Rosegotti, detti così a quel tempo, di cose che non si riuscivano a vendere, perché poi con quei soldi abbiamo utilizzati nel bilancio del comune. Insomma. Brugnaro rivendica il lavoro svolto in 9 anni di amministrazione fino all'ultimo voto in consiglio comunale per il recupero dell'area dell'ex Umberto I, il cosiddetto buco di Mestre. Poco dopo Brugnaro apparirà anche a Ca' Farsetti per tracciare un bilancio del contributo d'accesso, quindi la sera l'inaugurazione del Ponte Votivo del Redentore. Oggi ho il Ponte Votivo, no? Farò la mia via crucis, perché esiste nella vita, esistono dei momenti in cui devi rispondere. Sapevo benissimo che il ruolo era complicato, eccetera. Non pensavo di dover avere queste amarezze, questa proprio non pensavo di poterla avere per una persona onesta, è un grave, cioè un colpo che non auguro a nessuno, davvero nessuno, neanche i signori che non ci sono. Il sindaco arriva a paragonarsi a Gesù nella speranza che i cittadini non scelgano Barabba invece di chiedere scusa per quello che sta facendo passare alla nostra città. È durissima la replica a Brugnaro della segretaria del Partito Democratico Monica Sambo e le opposizioni rinnovano la richiesta di dimissioni.
Di fronte a una situazione così drammatica che vede coinvolto il sindaco, il suo gabinetto e l'assessore Boraso che è stato arrestato, ma anche altissimi funzionari del comune di Venezia e delle sue partecipate, il sindaco riesce a fare una delle sue sparate, addirittura paragonandosi a Gesù. Evidentemente il sindaco non conosce bene la Bibbia e comunque dovrebbe avere l'umiltà di non fare certi tipi di paragoni e chiedere scusa invece alla città per quanto sta accadendo. Nessuno ha offeso il sindaco nel dibattito in consiglio comunale e non accettiamo alcuna morale da chi ha fatto dell'insulto, del dileggio e dell'umiliazione dell'avversario la sua pratica quotidiana. È molto dura la reazione del Partito Democratico veneziano di fronte alla prima uscita pubblica di Luigi Brugnaro dall'avvio dell'inchiesta giudiziaria che sta attraversando il comune. Le citazioni della Passione, da Barabba alla Via Crucis, pronunciate dal primo cittadino al Consiglio della città metropolitana, sono definite metafore improbabili da Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme. Che ci si rifaccia a metafore evangeliche è veramente singolare e fa capire quanto in difficoltà sia il nostro sindaco a difendersi non tanto dalle accuse, ma dal perché mantiene ancora il potere all'interno di un organismo come la giunta comunale, il consiglio comunale, che è pesantemente toccato da queste terribili indagini e vertice politico e vertice amministrativo sono sotto il faro e sotto la bufera giudiziaria. È evidente che questa giunta non ha più la credibilità necessaria per guidare la città, da un lato per le vicende ovviamente emerse giudiziarie, ma anche per quanto non fatto o fatto in questi anni, di fatto distruggendo la città. È evidente poi che questa amministrazione, lo abbiamo visto, e a prescindere da come andrà a finire l'inchiesta giudiziaria, pensa più agli interessi privati piuttosto che a quelli pubblici. Invece Venezia deve tornare in mano ai suoi cittadini, deve essere una città invece che guarda al bene collettivo, al bene pubblico e non agli singoli interessi privati. Renato Boraso si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP nell'udienza di convalida dell'arresto. Intanto l'elenco degli indagati è salito a 23. Alla lista si è aggiunto anche il magnate di Singapore, Ching Chiat Kuong. Sono circa le 10:45 quando Renato Boraso entra nella stanza in cui si sta per svolgere l'interrogatorio di convalida dell'arresto con l'accusa di corruzione avvenuto all'alba del 16 luglio a Favaro. Boraso è detenuto al carcere Due Palazzi e l'interrogatorio che l'oramai ex assessore del Comune di Venezia ha sostenuto, accompagnato dal difensore di fiducia, l'avvocato Umberto Pauro, si è tenuto per rogatoria davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Siamo avvalsi della facoltà di non rispondere in attesa di valutare tutta la documentazione e quindi successivamente chiedere di essere sentiti. In udienza Boraso ha anche comunicato di aver presentato dimissioni irrevocabili da assessore e ha giustificato il proprio silenzio con l'impossibilità di leggere tutte le carte dell'inchiesta in tempi così brevi. Chiederete la scarcerazione intanto? Abbiamo chiesto una modifica della misura cautelare. E quando avrete il giudice? Adesso deciderà il giudice lagunare di non sostituire. Le chiedo solo come ha trovato il suo assistito. Motivato, come avevo detto già altre volte, mi pare motivato, sta iniziando a guardare tutti gli atti che sono stati depositati. L'avvocato Pauro ha anche aggiunto che per raccogliere gli atti dell'inchiesta dei pubblici ministeri Federica Baccaglini e Roberto Terzo, circa 2000 pagine più gli allegati, il suo ufficio ha dovuto acquistare strumenti elettronici tali da poter mettere le carte in unità esterne al PC. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche l'imprenditore Fabrizio Ormenese, anche lui arrestato per corruzione nella stessa inchiesta e detenuto al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove si è svolta l'udienza. Nella giornata erano in programma anche gli interrogatori di Alessandra Bolognin di Montegrotto, di Insula, e dell'imprenditore Daniele Brichese, entrambi ai domiciliari. Nel frattempo l'elenco degli indagati è salito a 23. Alla lista si è aggiunto anche il magnate di Singapore Ching Chiat Kuong, cui la procura contesta il versamento di 73.000 euro sui conti di Renato Boraso per l'acquisto di Palazzo Pappadopoli, di proprietà comunale. Una somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. A breve non si escludono nuove iscrizioni tra gli indagati.
Intanto il sindaco Brugnaro ha confermato la sua presenza questa sera a Venezia per l'inaugurazione del ponte votivo in occasione della festa del Redentore, ma si temono nuove contestazioni e tensioni. E allora andiamo proprio a Venezia, proprio sul ponte votivo, con il nostro Lorenzo Maier insieme a Fabio Fagliero per capire quella che è la situazione in questo momento. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Al momento la situazione è molto tranquilla e le forze dell'ordine hanno svolto le operazioni di bonifica, che sono operazioni di routine che vengono fatte ogni anno anche con i sommozzatori e con tutto il personale, quindi si sta limando ogni dettaglio. Tra circa poco meno di un'ora l'inaugurazione del ponte votivo. Siamo qui con padre Gianfranco Tinello, il superiore di questa comunità di redentoristi. Un pensiero di questa festa. Pace e bene a tutti, noi frati siamo molto felici di accogliere anche quest'anno pellegrini, visitatori, turisti per il voto del Santissimo Redentore. Mai come quest'anno è attuale questa festa, una festa di speranza. Ciò che visse Venezia nel 1576 per 2 anni morì 1/3 della popolazione, ma Venezia poi ebbe ancora 200 anni di cultura. E questo è il messaggio per noi. Qualsiasi cosa capiti o personalmente o a livello sociale, se c'è un contesto sociale adeguato e una motivazione di fede, permettetemi di dire da frate, qualsiasi cosa può essere superata. Grazie padre Gianfranco. Francesca, se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea e ci sentiamo più tardi nel telegiornale di Treviso. Grazie davvero Lorenzo Maier, grazie al tuo ospite, grazie a Fabio Fagliero per queste immagini e naturalmente appunto torneremo nella prossima edizione del nostro telegiornale a raccontarvi quello che sta accadendo a Venezia ed eventuali tensioni che appunto si temono vista che la presenza annunciata del sindaco Brugnaro. Cambiamo argomento. Indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto a Marcone. L'autopsia sul corpo della piccola il 23 luglio. Si tratta di un atto dovuto, spiega il suo legale, l'avvocato Giorgio Pietramala. In queste ore drammatiche il padre non riesce nemmeno a parlare, quindi non siamo entrati nel merito di quanto successo. Lo incontreremo nuovamente a inizio settimana. Sappiamo, ha concluso l'avvocato, che la macchina è stata sequestrata. Gli accertamenti sono ancora in corso e intanto il parroco di Zerman di Mogliano ha incontrato la famiglia e racconta le parole della mamma della piccola. Per l'altra bambina le hanno detto che la sorellina è volata al cielo e la mamma diceva: voglio che la bambina continui la sua vita normale. Per questo mamma Gloria ha portato oggi la sua primogenita all'asilo, nonostante la tragedia che con il marito sirio chinellato ieri l'ha colpita al cuore. Perché non c'è altro aggettivo per una bambina di 1 anno e mezzo uccisa dal caldo oppressivo all'interno di un'auto lasciata sotto al sole dal papà, colpito da un vuoto di memoria che gli ha completamente cancellato l'appuntamento con la consegna della piccola all'asilo prima di recarsi al lavoro. E oggi alla Lodes di Marcone non c'era nessuno, anche se l'azienda esprime vicinanza con il dipendente colpito da questa doppia tragedia. Doppia perché oltre alla morte della figlia c'è la consapevolezza di esserne stato la causa. Per questo ieri Sirio e mamma Gloria, dopo la dimissione dall'ospedale, hanno voluto incontrare il parroco. Ci siamo abbracciati, niente altro, perché credo che la cosa migliore, io invito anche tutti quanti a entrare in un rispettoso silenzio. Parole che riecheggiano nell'abitazione di via Veronese, dove la famiglia Chinellato, originaria di Salzano, vive da 5 anni e che danno la misura della tensione causata anche dall'ondata di insulti arrivati via social a papà Sirio. Leoni da tastiera ai quali Don Paolo risponde con una riflessione. Soprattutto che non succeda loro di vivere esperienze del genere, perché sarebbe pesante, molto pesante. Ma contemporaneamente sono invece tanti i messaggi di solidarietà che arrivano in municipio al sindaco Bortolato. Questo è un cittadino, cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza.
Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, anti-abbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi due genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera li vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo. Un blackout da stress di genitori. È lo psicoterapeuta Casteller a tentare di spiegare cosa può accadere talvolta in circostanze tragiche come quella accaduta ieri a Marcon. Quello che si è visto, soprattutto nell'abbandono di minori all'interno degli abitacoli, sono almeno 3 fenomeni principalmente. Il primo è: si è talmente presi dai pensieri quotidiani che non si è magari abituati, di solito succede ai padri, di portare i bambini, si segue il filo della quotidianità e si rischia di dimenticare la presenza del figlio in macchina. Perché? Perché magari lo si trasporta in casi eccezionali. Però anche c'è l'altro fenomeno, cioè l'eccesso di accudimento. Si è talmente vicini e talmente accudenti nei confronti dei figli che si pensa di averli già consegnati ai nonni o eventualmente averli fatti scendere direttamente dall'abitacolo. E c'è il terzo elemento, che delle volte è una sorta di perdita di amnesia, cioè un'amnesia costante e perdita di memoria che è data da stress, da sovrastrutture di stress che magari i genitori rischiano di vivere. Quello che non si deve dire è che non ci sia capacità genitoriale, perché il fenomeno dimostra che è proprio il contrario. Lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller spiega così a Focus dal direttore Luigi Bacialli la sua contrarietà ai cosiddetti dispositivi seggiolini salvababy o anti-abbandono. Ecco perché. E non possiamo neanche utilizzare, se mi permette, dei surrogati tecnologici che dovrebbero sostituire la responsabilità dei genitori. Certo, ci aiutano, però possono essere inefficaci o possono fare degli errori anche quegli strumenti. Vero è che resta una tragedia immane che niente e nessuno potrà mai cancellare. Il trauma della perdita del figlio, se mi permette, direttore, io lo devo dire con la massima trasparenza, ma lo dico anche ai miei pazienti quando vivono queste situazioni, è l'unico trauma che non si può rielaborare. Cambiamo argomento. Traffico ferroviario in tilt dalla serata di ieri fino all'alba di oggi lungo la tratta Venezia-Trieste a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Roncade, non distante dal territorio sandonatese. Il treno merci stava viaggiando in direzione Venezia con alcune bisarche di automobili quando uno dei mezzi, una Ford Focus, si è sganciata finendo nello spazio tra 2 vagoni e tranciando il gancio che li stava collegando. La vettura è poi finita sotto al vagone bisarca. L'allarme è stato lanciato dallo stesso macchinista intorno alle 21:30. Oltre alla polizia ferroviaria che ha svolto gli accertamenti del caso, sono giunte anche alcune squadre dei vigili del fuoco da Treviso, Sandonà e Mestre. È stato necessario interrompere il traffico ferroviario lungo la tratta. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per recuperare l'auto e permettere così la rimozione del vagone danneggiato. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente intorno alle 5 del mattino. La politica. Elena Donazzan, da assessore regionale a europarlamentare, oggi l'addio da Palazzo Balbi, lascio, dice, un'eredità importante, intanto resta il nodo giunta. Elena Donazzan dice addio alla Regione del Veneto come assessore dopo 19 anni per andare a Bruxelles a ricoprire il ruolo di parlamentare europea con importanti mansioni. Io dovrei essere destinata alla vicepresidenza della Commissione Industria e quindi è un ruolo importante che il mio partito mi ha affidato perché sono la responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia. Martedì 23 luglio l'insediamento ufficiale, con volo il giorno prima, lunedì, destinazione appunto Bruxelles, definita dalla stessa Donazzan una babele. Io sono molto cristiana e ho avuto un'impressione, quella è una babele di identità, di culture e di conflitti molto alti. Cercherò di fare in modo che l'interesse nazionale, che coincide esattamente con l'interesse del Veneto per me, sia valutato, sia considerato e sia difeso. A Bruxelles difenderò le imprese italiane, aggiunge. Io mi sono occupata su delega di Giorgia Meloni in questo caso dal 2019 al 2023 a novembre del Dipartimento Nazionale, ero la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi, materie che avevo trattato, ma materie domestiche, cioè che hanno a che fare con la nazione. Quando il partito mi ha chiesto di essere candidata mi ha affidato
affidato un nuovo dipartimento, imprese e mondi produttivi, per andare proprio a fare quello che ho detto, cioè difendere le imprese italiane. Cosa l'ha convinta a lasciare il Veneto per l'Europa? Che c'è un limite dei mandati per gli assessori e quindi purtroppo c'è una legge regionale che prevede la scadenza, no? Io ho già fatto 2 mandati, anzi in verità ne ho fatti 4 e quindi la prossima volta non potrei più farlo. Più che un addio, forse un arrivederci, visto che nel cuore conserva il sogno di candidarsi alle prossime elezioni a presidente di regione. Nessuna anticipazione invece su chi sarà il suo successore come assessore regionale Veneto. Io non posso, perché l'ho detto al mio presidente, non posso perché è una espressione del mio partito, quella che verrà fatta. Nel pomeriggio l'ultimo incarico di giunta e dalla mezzanotte odierna se ne riparla da Bruxelles. Oggi Ceramica Dolomite, anche per problemi che sono esterni, sappiamo benissimo che siamo in guerra, che abbiamo un problema di aumento delle materie prime e di mercati, perché sono rallentati, la Germania è più rallentata di tutte le altre. Ecco, oggi gestirò l'ennesimo tavolo legato a Ceramica Dolomite. Torniamo a parlare della festa del Redentore, perché tutto è pronto a Venezia per il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che illuminerà la notte famosissima 2024. Nessuna ripercussione sullo spettacolo dopo l'incidente pirotecnico di domenica scorsa a Malamocco. Sono le ultime ore, quelle dei preparativi, in vista del grande appuntamento domani sera e domenica con la festa del Redentore a Venezia. Vera sta coordinando la complessa macchina organizzativa. Il direttore Fabrizio Doria ne illustra alcuni dettagli. La prima notizia è che per i ritardatari c'è ancora posto. Si potrà quindi arrivare a Venezia anche all'ultimo e assistere allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio sia in barca che dalle rive, prenotandosi gratuitamente. Chi arriverà da fuori città non dovrà sottostare alle norme del contributo d'accesso che ha concluso per quest'anno la sua sperimentazione. Ultimi preparativi prima del Redentore. Oggi sono ancora aperte le prenotazioni per i 42.000 posti lungo le rive. Ci sono ancora posti disponibili in tutta l'area marciana. Ad oggi le prenotazioni sono oltre 32.000 e ci sono ancora posti per le prenotazioni delle barche. Circa 3.300 le barche registrate e la nostra attesa è di circa 4.000 barche. Lo spettacolo pirotecnico non subirà cambiamenti e sarà in assoluta sicurezza. Quanto successo a Malamocco domenica non crea per domani alcun problema, anche perché il contesto è completamente diverso e domenica sera ci sarà il pontificale presieduto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, alle ore 19 dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca, che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Continuano anche i preparativi delle luminarie lungo le ride della Giudecca e le ride delle Zattere. I pontoni sono già in posizione per l'atteso spettacolo delle 23:30 dal bacino di San Marco. E con queste immagini si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.